A Sanremo inizia l'era Scalise e inizia in un momento complicato con un avversario complicato, visto che al Comunale sbarca niente po' di meno che la capolista Bra, formazione che deve rispondere al vado, vittorioso nell'anticipo col Dertone e col fiato sul collo dei piemontesi. I mattuziani non vincono da 5 giornate, la classifica comincia a dare qualche preoccupazione, una sola occasione nel primo tempo ma clamorosa su un cross da sinistra del Bra, infatti in 1-0 sembra cosa fatta, ma l'incornata di Minai è perfetta per tempo e impatto, non per precisione. Il numero 21 ci mette poco a farsi perdonare perché la prima immagine nella ripresa filmata da Nico Cosentino è quando l'attaccante di Nesticò entra in aria, si accentra sul destro e trafigge Maffi con una conclusione sotto l'incrocio dei pali. 1-0 Bra, il sanremese che non orchestra una reazione ben precisa nel finale mischia davanti a Ribeiro che in qualche modo chiude lo specchio agli attaccanti liguri, poi Thomas Bolzicco ha due occasioni ma in entrambi i casi liscia da posizione perfetta. Termina con una sconfitta alla prima gara di Scalise sulla panchina sanremese, sarà un Natale amaro per i matuziani che ripartono forse il 5 gennaio, il prossimo avversario è l'Albenga.